Quando le truppe dell'Armata Rossa entrarono ad Auschwitz rivelando al mondo gli orrori dell'Olocausto. Auschwitz ha un collegamento diretto con queste opere che vedete, perché è stato il campo di concentramento dove sono arrivati, come ha accennato prima Giorgio, circa 15.000 bambini provenienti dalla città di Terezin, una città della Repubblica Ceca, che veniva utilizzata dai nazisti come campo di prigionia per poi deportare le persone che erano là nei vari campi di concentramento. Il giorno della memoria, e io sono molto commosso perché ricordo quando sono andato la prima volta a Terezin, dove sono morti 35.000 bambini ebrei, e ricordo tutto il passaggio di queste cose. Mi viene in mente anche il Giappone, dove nel 91 sono andato a fare questo grande affresco di 840 metri quadri dedicato proprio a questi bambini. Oggi sono con tante persone che molte conosco e molte sono semi nascoste, perché questi benedetti affari che ci aiutano da una parte e ci fanno un po' così. Ad ogni modo vedo braccia levate, vedo delle persone che mi conoscono e che io abbraccio. Vi dico buona giornata, auguri, grazie di essere stati qui con noi e speriamo che le cose continuino bene come sono incominciate.